Indipendentisti sardi o italiani? Già il termine indipendentista la dice lunga su chi realmente siano i cosiddetti patrioti sardi che vanno per la maggiore. Gente che invece di parlare di libertà parla di autonomismo. Gente che invece di cercare soluzioni per la realizzazione dello Stato sardo pensa che bisognerebbe votare alle elezioni e ai referendum italiani. E citano i vari onorevoli che siedono in regione definendoli parlamentari sardi. No, sono parlamentari italiani, hanno giurato fedeltà allo Stato italiano. E poi se si definiscono indipendentisti si raggiunge il paradosso e la prova certa che dipendono dall'Italia. Io che indipendentista non sono, mi fa senso sentire parlare di indipendenza, termine che evoca automaticamente il termine sindrome di Stoccolma. Se invece di sprecare energie parlando degli onorevoli che loro definiscono sardi, siano essi regionali o statali, ma che sono italiani, allo stesso modo in cui loro sono indipendentisti italiani, si impegnassero a cercare soluzioni per la nostra libertà, che significa mirare allo Stato sardo, forse una parvenza di unione tra patrioti esisterebbe. Non è nella Costituzione italiana che la nazione sarda diventerà Stato, è nel diritto internazionale. Avete ancora un po' di tempo per capirlo. Io non dispero che anche voi, indipendentisti italiani, agiate finalmente in maniera onorevole. Onorevole sì, perché cercare libertà con le leggi del colonizzatore è da ciechi, sordi e da stupidi condizionati. Il giorno che scoprirete chi veramente siete e non quello che vi hanno detto che sareste, sarà una giornata radiosa per la Sardegna.